Una buonasera cari telespettatori e telespettatrici, siamo come annunciato nella aviosuperficie di Campoformido a sede dell'Arizona 2001, sta per decollare, perché parleremo di aeromodellismo, il più piccolo della covata che è Denis Bregant di Medea in provincia di Gorizia, ed è l'espressione di chi è il futuro, chi rappresenta presente e futuro di questo sodalizio, che è presieduto da Gianfranco Sardeo. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori, buonasera Daniele. Giustamente come hai detto, sì, adesso decolla Denis, che è il nostro socio più giovane, 9 anni. Da 2 anni ha iniziato a partecipare al campionato italiano per la sua categoria di acrobazia. E adesso darà una piccola dimostrazione di quello che vuol dire anche campionato di acrobazia. Si assidua e si allena assiduamente almeno 4 volte alla settimana presso il nostro campo e siamo veramente orgogliosi di lui per quello che sta facendo e dando. E allora io do il via al nostro piccolo socio di Arizona 2001, vedete che dà motore e va. E allora si è librato in volo il velivolo di questo giovane socio dell'Arizona 2001 e comincia già con delle manovre a dir poco acrobatiche, Sardeo. Sì, altamente acrobatiche. Lui adesso sta facendo delle dimostrazioni, delle prove di assetto del suo velivolo prima di iniziare veramente quello che è il programma acrobatico che viene letto alle spalle da un CIEF, in questo caso è il nonno, socio anche lui, e perché lui adesso si sta presentando, ecco, con un passaggio sul campo per poter iniziare il programma acrobatico di campionato. Ecco, e voi vedete, ed è bellissima questa immagine, uno ha un po' di anni, l'altro ne ha 9, e c'è questo nonno con la mano sulla spalla che di fatto dà dei suggerimenti al nipote su come manovrare questo velivolo che quanto pesa? Questo modello qui pesa attorno ai 4,5 kg, 5, è spinto da un motore da 50 cc a benzina e ha un'autonomia di volo di una ventina di minuti, diciamo, più o meno. Normalmente per quanto riguarda la gara il tutto si svolge attorno a una decina di minuti comunque. Sardeo, allora ecco, in questo momento vediamo che si sta quasi abbandonando il velivolo e adesso è andato in rotazione. Spieghiamo un po' come nasce l'aeromodellismo, come sbarca in Friuli. Beh, in Friuli, come ti avevo detto, oggi sbarca grazie a Nicola Murando, che è stato il nostro precursore e maestro un po' per tutti. Lui è anche, e molti lo conosceranno, merito di Giulio Dorio. Nasce con la passione degli aeroplani sostanzialmente e per chi non ha potuto o non ha avuto la fortuna di potersi avvicinare a quello che è il vero mondo dell'aeroplano, per cui l'aeronautica o l'aeroplano civile, ha incominciato a costruire con dei piccoli pezzi di legno delle cose che potessero volare. E dico, non li chiamo aeroplani, dico veramente cose, in quanto erano proprio messi vicino l'aletta classica che può fare il bambino all'asilo per incominciare a fare le prime voli. Allora, e dobbiamo dire anche chi è chi c'è dietro a Sardeo, ci sono tanti soci. Beh, dietro di me innanzitutto ho un consiglio favoloso composto da 5 persone che mi aiuta in tutto e per tutto sullo svolgimento e l'andamento del campo, e siamo una cinquantina di soci, non pochi. Soci che frequentano costantemente il campo e ti dirò, nelle belle giornate, soprattutto quest'anno che c'è stato anche molto caldo, pur a 40-45 gradi, la gente era qui il sabato e la domenica ad allenarsi a far festa. Siamo una grande famiglia. Ecco, chi c'è dietro questa passione? Non ci sono piloti d'aereo, in qualche caso sì. Sì, in qualche caso sì, anch'io stesso sono pilota di aeroplano. Abbiamo un altro comandante che attualmente vola per Ryanair. Abbiamo alcuni ex piloti militari che continuano, malgrado il pensionamento, continuano a venire qua e ci rimane questa grande passione, questo grande gioco che per noi è l'aeromodellismo.
Ecco, che cosa significa pilotare questi velivoli che pesano veramente poco poco? Sì, questo pesa poco, abbiamo velivoli che pesano anche una ventina di chili, mossi a turbina, che avrete l'opportunità di vedere dopo, per cui riproduciamo i interamente quello che è l'aeroplano vero riprodotto in scala, in tutto e per tutto, anche col motore. Passione. Noi abbiamo la fortuna di avere un bel gruppo di ragazzini a cui insegniamo, incominciamo una scuola con un aliante e piano piano la passione e la dedizione e l'impegno fa sì che dopo uno possa arrivare a pilotare anche un aeroplano a turbina e per cui avere grandi e grosse soddisfazioni. Ecco, e lo vediamo, sta atterrando in questo... No, è un passaggio a bassa quota, ci ha fatto uno scherzo il piccolo di Medea e vedete che cosa non combina in questo momento e quindi ci sono queste evoluzioni che ricordano proprio in maniera quasi uguale quelle che vediamo nei casi di 1 a 1. Assolutamente sì, per quanto riguarda il campionato acrobatico, ecco Dennis vi sta salutando, ha battuto le ali e per cui ci salutava tutti. E gli aeromodelli compiono esattamente quelle che sono le figure acrobatiche che un aeroplano vero compie. In questo caso vediamo l'atterraggio in questo momento e quindi eccoci qui e quindi che velocità tocca? Ma adesso siamo intorno ai 60 km/h, per cui ecco è atterrato, per questioni di sicurezza ha spento il motore, in modo che l'aeroplano, essendo privo di freni, questo qua non vada a finire a fondo pista. Il volo manteneva una velocità che va intorno ai 120 km/h. Sardeo, il tuo primo aeroplano? Il mio primo aeroplano si chiamava Ryan, avevo 12 anni, era completamente costruito in balsa, dipinto fregando a mio nonno la vernice verde che utilizzava per dipingere le ringhiere e mi sono fatto portare qui all'Arizona per provarlo per la prima volta. Ecco, se c'è un nome che è legato all'aeromodellismo friulano? Beh, un nome che è legato all'aeromodellismo è Giulio Dorio, che noi commemoriamo nella nostra piccola esposizione che abbiamo di modelli e qui è stato un precursore dell'aeromodellismo e per cui insomma un nome molto 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 importante per quanto riguarda l'aeromodellismo friulano. Ecco, Non solo. allora io vorrei il vice sindaco di Campoformido che lo avevamo anche stamattina proprio nelle prove di questa trasmissione. Allora, vice sindaco Romanin, diciamo che non è un'associazione come tutte le altre questa. No, indubbiamente ha degli aspetti tecnici e di competenze che vanno al di là del semplice hobby. Ci vuole la passione, come ha descritto giustamente il Presidente, ma stiamo parlando di un sodalizio che ha particolari aspetti e una particolare competenza. Dietro a questo ovviamente ci sono i 50 soci, ma anche le loro famiglie e tutta una rete di relazioni che anche a livello internazionale l'associazione è stata in grado negli anni e sta portando avanti. Ti è mai venuta voglia di manovrare qualcosa di simile? Beh, abitando poco distante da qui, ogni tanto la tappa si fa, soprattutto con i bambini, a passare qualche ora in relax e a ammirare veramente le evoluzioni che non hanno nulla da togliere ai velivoli di scala 1 a 1, no? Che abbiamo citato anche prima. Per cui c'è la voglia ma anche la consapevolezza dei propri limiti, per cui per il momento mi limito a fare il socio onorario. Di questo ringrazio la sorpresa che mi è stata fatta poche settimane fa e lo spettatore. Ecco, Romanin, è ipotizzabile pensare di allestire un giorno un museo dell'aeromodello, proprio ispirandosi a quello che fanno gli amici di Arizona 2001? Allora, indubbiamente il tema dell'aviazione è all'attenzione dell'amministrazione comunale e stiamo ragionando proprio anche con l'aeroporto che ha sede poco distante da qui. Escludere l'aeromodellismo sarebbe un errore, indubbiamente, però dobbiamo
impostare e ragionare assieme, coinvolgendo indubbiamente anche i soci dell'Aero Club, in modo da strutturare un percorso organico, quello sì. Allora, grazie al vice sindaco Romanin, noi adesso ci fermiamo, andiamo in pausa e ci riposizioneremo altrove. Ve lo ricordo, siamo a Campoformido e vi stiamo raccontando un po' quella che è la storia dell'aeromodellismo fino ai giorni nostri. Ci sono nuove e vecchie esperienze, quindi poi vedremo questi mezzi che sono in questa vetrina a cielo aperto e ve li mostreremo uno a uno. Quindi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo. Seconda parte che vogliamo iniziare lanciando una rubrica che avete imparato a conoscere, che è la rubrica di Virna Di Lenardo, che ci racconta quella che è un po' la vita nella Val Canale Canal del Ferro. Vediamo dove ci ha portato questa settimana. Buonasera a tutti, buonasera Daniele, buonasera cari telespettatori. Il nostro viaggio nella Val Canale Canal del Ferro sta proseguendo piano piano. Abbiamo conosciuto Resia, punto di partenza, Resiutta, Dogna. Adesso pian pianino ci spostiamo verso nord-nord-est. Andiamo a Pontebba, oggi siamo a Pontebba, ho trovato un ospite molto speciale. Qui con me Enrico Cappellaro. Ciao Enrico, grazie. Ciao. Per essere qui con noi oggi. Enrico, tu fai tantissime cose per Pontebba, quindi io chiederei a te di presentarti perché non so come presentarti. Diciamo che sei un punto di riferimento giovanile molto importante per Pontebba. Allora, sono Enrico, ciao a tutti. Mi definisco più che altro il bibliotecario di Pontebba e anche il segretario di Sirio. Sirio è un'organizzazione che fa i Krampus, la manifestazione, e anche il cinema e il teatro e anche il carnevale di Pontebba. Quindi super iper impegnato Enrico. Sì, esatto, più che altro nel periodo invernale. Va bene Enrico, ma un po' come a tutti gli ospiti che sto incontrando durante questo mio viaggio per raccontare la Val Canale Canal del Ferro, chiedo anche a te, come ti ho già chiesto quando ti ho contattato, un oggetto che secondo te rappresenta o comunque può raccontare Pontebba. Questo è un portachiavi, come potete vedere, e rappresenta 3 dei simboli di Pontebba. Faccio vedere anche a te, Virna. Grazie, sì. Tienilo un po', ecco. Grazie. Brava. Poi ne ho anche altri se volete dopo. Certo. Praticamente rappresenta una pianta molto particolare che si chiama Wulfenia, che è presente solo a Passo Pramollo, in tutta Italia. E si presume sia venuta qui durante l'ultima era glaciale, anche perché in Europa è presente solo in Albania e Montenegro, quindi è molto particolare, fa dei fiorellini viola, diciamo, molto carina. Un altro simbolo di Pontebba è sicuramente la piazza Dante, dove è presente la fontana. Sfortunatamente non si hanno date di realizzazione quando è stata costruita, però tutti i pontebani che sono nati, cresciuti, che si sono trasferiti, lo reputano il fulcro di Pontebba, quindi ci può stare. Un punto di incontro anche. Esatto, perché praticamente lì sono anche tutti i bar, quindi sicuramente... punto di convivialità, di incontro per stare insieme. Sì, giusto. L'ultimo simbolo, forse il più importante sia economicamente che storicamente per Pontebba, sì, è il ponte che passa sopra la Pontebbana e fino alla Prima Guerra Mondiale è stato il confine tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Infatti si può notare una caratteristica di Pontebba, i 2 tipici campanili, uno a Pontaffel tipicamente austriaco a forma di cipollotto, solito, e l'altro invece tipicamente italiano, la Piave Santa Maria Maggiore. Enrico, ma mi dicevi che in questo momento ci troviamo in Austria. Sì, perché? In che senso? È rimasto molto questa cosa qua. Gli abitanti di qui dicono, quando si devono spostare da una parte all'altra, di andare in Austria o comunque a Pontaffel. Tengono ancora molto vivo il nome del paese in austriaco.
Quindi insomma una volta attraversato il ponte, in base alla direzione che si prende al lato del ponte si è o in Austria o in Italia. Quindi adesso noi siamo in Austria, dove si trova la stazione ferroviaria del treno, però se attraversiamo il ponte andiamo verso il centro, come lo chiamavi tu, che però è solo in Italia il centro, no? Non c'è in Austria. Torniamo a Pontebba, quindi parte italiana. Pontafel parte austriaca e Pontebba parte italiana. Esatto. Cari telespettatori, Daniele, Cristian Madotto che ci sta riprendendo, grazie a tutti, noi vi aspettiamo a Pontebba, venite a visitarla, a vederla, a trovarla anche di passaggio verso Tarvisio, perché no, una fermata a Pontebba è sicuramente interessante per una passeggiata, per bere qualcosa, per vedere poi quelli che sono i 3 simboli dal portachiave che ci ha fatto vedere Enrico. Enrico, grazie mille per la tua disponibilità. Grazie a te, grazie anche a Cristian per le riprese. E a presto. Grazie mille. Ciao. Eccoci, grazie a Virna Di Lenardo, quindi appuntamento alla prossima settimana con una nuova cartolina dalla Val Canale Canal del Ferro. Ve lo ricordo, stiamo parlando di aeromodellismo e siamo a Campoformido, quindi vi presentiamo un po' tutte le anime che caratterizzano l'associazione Arizona 2001. Lei si chiama? Roberto. Cognome? Petrizzo. Questi sono suoi? Questi sono miei modelli, sì, datati, perché sono particolarmente vecchi. Quanto vecchi? Più o meno sono progetti che hanno una trentina d'anni, su per giù. Senta, quando lei dice progetti, che cosa vuol dire? Nel senso che sono questi qua stati sviluppati da un'azienda italiana che ormai non esiste più, quindi ne hanno fatto uno studio e dopodiché lo studio sicuramente è stato analizzato e poi sviluppato in quello che è un modello volante efficace. Come si chiamano? Il primo è un grone, più apertura alare sui 2,5 metri, poco meno. L'altro invece è un Ariane e ha circa 3 metri di apertura alare. Le masse in gioco sono più o meno di 3 kg per l'Ariane e 1,6 kg su per giù per il Grone. Senta, cosa si prova quando si maneggia questo tipo di velivolo? Beh, le emozioni sono diverse. Per lo più ti dà un senso di tranquillità, di felicità. Diciamo che il pilotaggio è una parte di tutto quello che è l'aeromodellismo, perché c'è prima anche tutta la fase di costruzione, eventualmente di progettazione, se uno lo fa da sé, oppure magari qualcuno si affida a dei kit, quindi li assembla, o addirittura qualcun altro preferisce addirittura comprare già pronto, perché ormai le soluzioni sono tante. Nella vita cosa fa? Io faccio l'insegnante. Ha bisogno di rilassarsi? Ma tutti abbiamo bisogno di rilassarsi, no? Cosa insegna? Insegno materie aeronautiche. Quindi è il suo? Sì. Malignani? No, al Volta di Udine. Grazie. Allora noi andiamo avanti e allora ne incroceremo altri di proprietari. Sardeo, ancora qualche cenno storico. Voi siete sempre stati qui? Sì, la sede, come ti dicevo, nasce nel 70 tramite Nicola Murando, aveva questo campo qua e lui, contro anche quelle che erano le regole, le istituzioni, il comune, così, lui ha pensato di asfaltare, ha detto io devo far volare i miei modelli. Poi ha pagato, abbiamo messo a posto tutto, e per cui la sede è stata storica, la sede storica proprio che c'è, la prima sede oltretutto aeromodellistica che è nata ai Friuli, poi ne sono nate altre, ci sono altri campi di volo, ma diciamo questa qua è la più vecchia in assoluto. Allora io vado avanti, vado a questo signore che presenta un velivolo che io non mi intendo, non voglio dire delle inesattezze, ma secondo me sono velivoli leggermente per modello più antichi rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Allora sì, questo è un modello che nasce, il progetto di questo modello nasce in America nel 1940, sono modelli che nascono per volo libero e quindi una volta non c'era radiocomando, quindi c'era questo piccolo motorino, venivano lanciati e dove andavano e quindi la capacità del costruttore era quella di trovare i giusti equilibri per farlo volare e atterrare in completa autonomia. Senta, com'è costruito?
Questo è tutto costruito in legno, balsa e compensato, è una delle cose che a me piace tanto, sono innamorato del legno, per cui fino da quando avevo 13 anni che faccio aeromodellismo, passando dal volo vincolato che vedremo subito, ovvero il volo con 2 cavi e non con il radiocomando, con 2 cavi che riescono a far fare acrobazie ai modelli, per passare poi a quelli radiocomandati. Questa è una riedizione che abbiamo appena fatto, io metto sempre la data, quindi è del 2019, ha un'apertura alare di 180 cm e monta un motore da 15 cm3. Questo è un aliante, anche questo il progetto dell'originale, cioè dell'aereo vero, è del 1931, fa parte della scuola in America, quindi dove facevano la progettazione, dove cominciavano gli assemblamenti e nella scuola imparavano la costruzione degli aerei veri. E qui ci sono gli attrezzi del mestiere, non ti ho chiesto come ti chiami. Marino del Torre. Ecco, del Torre, lì Sì. è tutta roba tua. Quella è tutta roba mia, una cassetta con gli attrezzi, c'è molto disordine, ma così, l'aeromodellista c'è chi è perfettamente ordinato, io invece non lo sono. E quindi una cassetta che comunque serve a tutto, perché una vitina, una candela, serve sempre qualche cosa da aggiungere e quindi dobbiamo trovare sempre qualcosa nella cassetta dei miracoli. Questi sono i modelli da volo vincolato. Cosa vuol dire volo vincolato? Allora, volo vincolato significa che girano praticamente in cerchio, ovvero lo sviluppo del volo di questi aerei è una semisfera. Attaccata a questi modelli c'è una manopola, questi sono i 2 cavetti d'acciaio e con questo movimento la coda praticamente si muove, questa o questa. Muovendo la si fanno le acrobazie. Ho il pregio di aver iniziato una ragazzina, un'allieva, che a soli 16 anni è diventata la campionessa europea di volo vincolato con gli aerei da velocità a 274 km all'ora. Sempre girando in cerchio, quindi in volo vincolato. Questo invece, il primo, è un modello scuola. Ho fatto un corso con i ragazzini, lì ci sono i nomi di quelli che hanno partecipato, ognuno di loro ha costruito un modellino e fatto volare. Amo la costruzione in legno, per cui dopo, oltre al volo vincolato, anche un'altra costruzione sempre tutta in legno di balsa e compensato, di un modello storico, un modello dove tanti hanno imparato il volo radiocomandato, perché è un modello semplice da far volare, è un modello scuola che perdona tanti errori ed è un aereo così anche simpatico a vedere. Poi noi ci mettiamo i pilotini, la mitragliatrice, insomma cerchiamo di personalizzarlo, perché il bello è anche questo. Ecco, vediamo dei simboli, degli stemmi che sono facilmente riconducibili a un'epoca. Sicuramente questi sono modelli storici, anche perché la casa costruttrice è austriaca e quindi la vecchia Graupner praticamente aveva questo come modello di punta e chiaramente loro usavano la riproduzione di aerei così di una certa storia. Lì è un'altra proprietà e lì interviene Gianfranco. Ecco, e qui, grazie del Torre, qui c'è qualcosa di importante. Abbiamo veramente una cosa importante, abbiamo un Transalp costruito dal nostro socio, che tra l'altro è il socio più anziano, ma non vuole. Io vorrei almeno che venisse vicino. Come si chiama? È Mario Galvagno e ha fatto questa splendida riproduzione di questo aeroplano da trasporto militare, è spinto da 2 motori a benzina e ha un volo che è stupendo e meraviglioso. Ecco, qua si vede tutta la passione e tutto l'impegno che un aeromodellista mette nella propria costruzione. Galvagno, quanto ci ha lavorato? Un anno e mezzo. E dove è il suo laboratorio? È a casa? A casa è una saletta dove ho mandato fuori i miei e sono andato io dentro. No? Quindi lì non entra nessuno? Nessuno. Lì sono cominciati 10 modelli, no? 10 modelli e si fa. Senta Galvagno, che materiale è stato utilizzato? Solo legno, qua. Senta, ma il legno, qual è il legno più amico di chi fa aeromodellismo? Qual è? Tiglio. Tiglio è legno di balsa. Tiglio, guardi qui per favore. Tiglio è? Tiglio è balsa.
Senta, ma le difficoltà, l'impostazione? L'impostazione è fare un disegno prima tutto, cioè già trovato il disegno, no? Il disegno e dopo dito si copia più che si può. Senta, quando hai iniziato a coltivare questa passione, Galvagno? 50 anni fa. E com'era l'aeromodellismo 50 anni fa? Era troppo, cioè un aeromodellismo proprio, no? Invece adesso è tutto già pronto, il polistirolo, è finita la... Preferiva l'aeromodellismo di ieri o di oggi? ieri. Perché c'era il legno, c'era tutto, no? Invece il polistirolo lo trovo dappertutto, i stampi fatti già, non c'è più bello, no? Cosa vuole costruire adesso? E adesso sono cominciati 5-6, sono cominciati. Se volessimo dare un'anticipazione? Allora c'è un... cosa può essere? C'è c'è anche un Piper, Iota, non Piper, il Piper, che è quello, un aereo leggero, e dopo ci sono il 339, anche il 339, ci sono 2 339 e ci sono molti. Grazie Galvagno, noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e credo che la terza parte la inauguriamo. Galvagno, ma lei ci può far vedere in volo la creatura? No, non vola sta qua oggi. Questo non vola e quindi vedremo volare qualcos'altro, a tra poco. Terza parte dello scrigno, ve lo ricordo, state pure comodi in poltrona e approfitto anche dell'occasione per invitarvi, visto che ve ne sarete accorti, abbiamo ripreso le trasmissioni anche da studio e quindi se c'è qualche spunto sapete che io sono con voi, daniele.paroni@telefriuli.it, per 15 anni mi avete scritto, quindi ante pandemia, e adesso quindi attendo le vostre segnalazioni per la realizzazione di trasmissioni, perché noi vogliamo esplorare sempre di più il nostro territorio. Allora, lei si chiama? Luigi Piccoli. Lei è di Udine? Sono di Udine. Senta, ma questo è proprio bello solo da vedere. Sì, questa è una semiriproduzione, possiamo dire, dell'F-15, che è un caccia statunitense che è nato dagli anni 70 agli anni 80 con le varie modifiche. Questa appunto è una semiriproduzione della versione C ed è in scala 1:9.5 rispetto al modello vero. È propulso da una turbina di 14 kg a cherosene. Il modello pesa orientativamente in ordine di volo sui 14 kg. Senta, ma è possibile vederlo volare? Oggi no, perché è da poco finito, ho solo fatto alcuni, assestamenti, eccetera. Quanto ci vuole? Quando è pronto per volare? Diciamo che fra qualche giorno può essere pronto a volare. Per la costruzione ho impiegato qualche mese, perché questi modelli qui arrivano già parzialmente, fatti, no? Per cui c'è un assemblaggio abbastanza, semplice. Il problematico, comunque quello che merita più attenzione, è l'impianto elettrico e tutta la parte elettronica, centraline eccetera, che sono appunto da regolare e da collegare. Senta, mai sognato di volare veramente? Sempre da bambino, questa è una passione che mi accomuna da quando sono bambino, ancora quando mio padre mi portava in Lambretta a vedere le manifestazioni all'Aeroclub qua di Campoformido. Ma è quella tigre di chi è? Questo è di un mio amico, Alvise, e un altro aereo, questo è un altro modello che è propulso proprio è un jet a tubo, no? Aveva pulso getto, è tutta un'altra... Che velocità può toccare? Questo è anche quello tigrato? Ma questo sicuramente non l'ho testato, ma comunque siamo sull'ordine di 250 orari, ma così penso anche questo. Poi dipende sempre dal motore e dal peso, da una serie di fattori che determinano anche la velocità. Grazie. Prego, grazie a voi. L'MB339 di chi è? È appunto del nostro socio. Si chiama? Alvise. Alvise, allora uno l'abbiamo già descritto, venga da questa parte Alvise.
A quale è più affezionato? Al Tigrato? Tigrato. L'F104 per me è la miglior macchina che esista. Adesso vola solo in America, ma però è stato sempre un caccia intercettore, tuttora imbattuto. E quindi è stato il mio amore, l'ho fatto quando avevo 30 anni. Senta, e di questo Air Macchi cosa mi dici? Macchi è un bel modello delle Frecce Tricolori, perché essendo amico di tutti i piloti delle Frecce ero sempre là. Allora ho fatto il 339 e ho fatto anche il G91, che oggi non ce l'ho qua, però è sempre... E questo qua invece è un modello, sempre quelli sono riproduzioni o semi-riproduzioni. Questo qua invece è un modello da divertimento con pulso reattore, modello che viaggia sui 240, 230, 240 km/h. L'handicap di questi motori qua è che stanno sempre al massimo. Non puoi registrare come le turbine il minimo, il massimo. Senti, come la sua vita al massimo? Sempre al massimo. Alvise ha sempre l'acceleratore a 1000. Nella vita sì. Cosa ha fatto? Io ho fatto 15 anni di motorista di aviazione e poi ho fatto l'artigiano, meccanico e via. Però sempre modelli. Ho cominciato che avevo 10 anni e continuo adesso che ne ho quasi 80. E questo di chi è? Questo è mio. Di Sardegna? Questo è mio. Ecco, questo è mio. Questo qua, io sono un amante di riproduzioni e ho voluto insieme a un altro amico riprodurre quello che è il Baby Albatros, che è un aliante in kit che veniva venduto negli Stati Uniti nel 1948, vero, costava $500 all'epoca. È ricostruito con gli stessi materiali che era stato fatto il vero. Ho riprodotto anche tutti gli interni, abbiamo fatto una piccola brochure lì per presentarlo, ha partecipato a varie fiere anche. L'unica cosa di diverso che ha, che per il momento tutte le prove di volo che stiamo facendo sto utilizzando una cosiddetta pinna, cioè un supporto motore, per poter far sì che possa liberamente, senza l'aiuto di nessuno, provare il modello. E questo è sempre tuo? No, questo qui è del nostro segretario, questo qua è di Beppino Berlai e rappresenta il CI 260, che è l'aeroplano a elica per quanto riguarda, ecco che arriva Beppi, l'aeroplano a elica che riguarda ed è l'aeroplano scuola ancora tuttora della nostra aeronautica militare. Qui è nella colorazione Alpi Eagles dell'86, quando 4 piloti delle Frecce Tricolori in pensione hanno deciso di non mollare e di continuare a volare e per cui è stata fatta questa riproduzione per l'evento appunto di quando è stato presentato il motore. Giuseppe, questo l'hai costruito quando? 20 anni fa, però ho volato poco perché ho paura di sbagliare e quindi di disintegrarlo. E niente, è il terzo modello che ho fatto, ha un motore bicilindrico di 44 cm, come misure l'apertura alare di 2,40 m e la lunghezza di fusoliera sui 1,90 2 metri circa. Peso sarà sull'ordine dei 9 kg. Senti, la paura di fare qualche cosa, di fare qualche errore in sostanza, un po' dovuto all'emozione, magari un po' dovuto all'inesperienza, poi capita specialmente poi quando il modello è più bello, più grande, più tenuto a cura, è più facile anche emozionarsi e quindi sbagliare. Allora, noi adesso ci spostiamo perché grazie a Giuseppe Berlai cosa vogliamo vedere adesso? Ma adesso Daniele ti faccio vedere, abbiamo parlato di aeroplani vecchi, un po' di storia, ma ti faccio vedere anche quella che è la modernità, dove siamo arrivati ai giorni d'oggi con l'aeroplano. Il nostro socio Paolo Bernes adesso metterà in moto quel modello che vedete laggiù in fondo, è un Hawk, è un aeroplano inglese. L'aeroplano pesa 18 kg, ha una turbina che spinge 18 kg, per cui come peso siamo 1-1, è dotato di impianto fumi e io non aggiungerei altro perché questi modelli bisogna vederli in volo. Andiamo. Andiamo. Siamo pronti, con grande emozione, di fatto sono vicino a Paolo Bernes che è il proprietario di questo. È un Bayhawk, un aereo inglese, è un addestratore
spinto da una turbina da 17 kg. E allora è rumoroso? Sì. Allora facciamo rumore e le procedure di avviamento sono di circa 40 secondi, sentite? Flame out. Bene, se in questo momento questa procedura si chiama? È il preriscaldamento. C'è una candeletta che diventa incandescente, accende il comburente e adesso parte. Siamo pronti, quindi diamo il via al decollo, quindi questa virtuale torre di controllo di Telefriuli dà il via. Stazionamento. Rullaggio. E sentite che di fatto dalla console c'è il rullaggio, dovremmo essere pronti al decollo. Stazionamento. 0 potenza. Decollo. Vado. Sardeo, che fumo è? Olio di vaselina. Viene mischiato gasolio e olio di vaselina come negli aeroplani veri, come quelli che usano i piloti delle Frecce. E così con i nostri aeromodelli possiamo disegnare anche nel cielo tutte le figure che vengono riprodotte normalmente, come ti dicevo prima, dagli aeroplani. Ecco, per chi ci sta guardando a casa, magari per chi si fosse collegato ora, non è un air show con aerei uno a uno, bensì con degli aeromodelli, ma devo dire che la sensazione è più o meno la stessa. Ma sì, visti da lontano la sensazione è la stessa, perché lo spettatore non riesce a distinguere la grandezza del modello, no? E anche a livello di rumore, come potrai sentire, il rumore è lo stesso, identico che fa un nostro jet normale. Ecco, la difficoltà di pilotaggio di questo aeroplano è che le velocità sono elevate, tocchiamo punte anche di 270-280 km all'ora. Adesso Paolo si sta preparando a un passaggio lento sulla pista, è un passaggio molto difficoltoso perché l'aeroplano è al minimo del suo sostentamento, cioè più piano di così cadrebbe. E la bravura anche di poter mantenere questo aeroplano a questa minima velocità non è da poco. Ecco, senti, è comandabile a quante centinaia di metri di distanza? Allora, i radiocomandi come quello che ho in mano io hanno un raggio di gittata di 1,5 km, 2, però logicamente noi voliamo a vista, perché 1,5 km, 2 vorrebbe dire non vedere più l'aeromodello. Lo vedete che sta di fatto, questo è un tonneau. Sì, questo è un tonneau a botte, ha lasciato i fumi, per cui evidenzia ancora di più quella che è la particolarità della manovra. E appunto fanno tutti i tipi di evoluzione che fanno gli aeroplani veri. Adesso sta andando su, ecco, sta facendo una serie di tonneau in salita come fa il pilota delle Frecce, adesso lo lascia fermarsi, rientra nei suoi fumi
vedi, cade, fa una scampanata, mezzo giro in uscita e ritorna fuori. Io farei fare anche un applauso a Paolo per le magnifiche evoluzioni che ci sta facendo e ci sta deliziando. Paolo, oltretutto, una cosa che mi preme dire, non è da tanti anni che frequenta l'aeromodellismo, ma la passione l'ha portato appunto a pilotare già aeroplani di questo tipo. Ecco, questa è una Snyder positiva, per cui disegniamo un cerchio sul piano orizzontale dell'asse. Oggi la particolarità è anche che per problemi di sole e di riprese stiamo volando in una zona del campo che non è prettamente proprio la zona che noi utilizziamo. Senti, quanto dura l'esibizione? 4 o 5 minuti? Sì, un aeroplano a turbina non va oltre 5 minuti di volo. In 2 minuti di volo devi far conto che consuma più o meno 2,5 litri di cherosene o gasolio. Ecco, adesso vedete che il velivolo si sta ripresentando. Eccolo qua. Ecco, abbiamo toccato tranquillamente 290 all'ora adesso su questo passaggio e adesso stiamo raggiungendo una quota di quasi 250 metri. Ecco, io ovviamente non vado a disturbare Paolo perché deve concentrarsi con questo missile che abbiamo visto sorvolarci sopra le teste, e vedete che adesso si ripresenta da questa parte e quindi vedete che in lontananza c'è un aereo 1 a 1 che transita proprio a poca distanza da noi, quindi siamo quasi nella fase finale. Sì, siamo nella fase finale del volo. Avrete sentito gridare aereo, prestiamo molta attenzione a quella che è la nostra sicurezza, e anche ogni pilota che va su con una turbina, come vedi, è assistito da un secondo che appunto serve a determinare quella che sia la direzione del vento e i pericoli circostanti, perché il pilota deve essere estremamente concentrato solo nel suo volo. Ecco, credo che adesso compia l'ultimo passaggio per il controllo dei carrelli, apertura dei carrelli, e lo vedremo atterrare proprio da Basaldella verso Campoformido. Eccolo che si sta preparando. Ecco, quindi qua si sta preparando l'atterraggio, no? Sì, adesso l'aeroplano è in configurazione di atterraggio, per cui estrarrà una prima attacca di flap. Appena l'aeroplano passa avanti al pilota, estrarrà i carrelli per vedere visivamente che tutti e 3 i carrelli siano aperti, e dopodiché entrerà nel braccio cosiddetto di sottovento. Ecco, vediamo che tutti e 3 i carrelli sono estratti e aperti, i flap sono stati abbassati del tutto, e per sicurezza il pilota si avvicina a quella che è la testata pista, la testata della nostra pista, per poter controllare il meglio possibile l'atterraggio dell'aeroplano. Consideriamo che questo aeroplano atterra a una velocità di intorno ai 110-120 km all'ora. Anche questa è una fase molto delicata. Questa è la fase più delicata del volo, assolutamente, perché abbiamo basse velocità e per cui il cosiddetto manico deve sostenerlo, guarda, fino poi a toccare. L'aeroplano ha anche i freni e per cui ha fatto un atterraggio splendido, ma non è facile. Ecco. E allora sentite che bella sgasata, quindi il nostro aeromodello ci dice che si sta avvicinando. Paolo, adesso posso avvicinarti? È andato benissimo. Sì, direi di sì, dai. Finché lo portiamo a terra va sempre bene, intero. Adesso cosa succede? Adesso mi avvicino e spegniamo. Bene, su queste spettacolari evoluzioni di questo aereo pilotato da Paolo Bernes, ci fermiamo e andiamo in pubblicità, e poi recupereremo i 2 minuti che dobbiamo ancora. Vedo che fuma. Sì, fuma perché adesso la turbina sta compiendo il raffreddamento, c'è un motore elettrico e una centralina elettronica che gli permette di raffreddare la turbina. Una volta fredda la turbina, l'aeroplano si spegne completamente. E adesso ci fermiamo anche noi, ma rimanete fermi lì.
quarta parte di questa spettacolare puntata dello Scrigno. Ringrazio ancora l'associazione Arizona 2001. Vi abbiamo mostrato prima della pausa pubblicitaria quel bolide che è volato sopra le nostre teste, e complimenti ancora a Paolo che lo ha pilotato in maniera che si chiama di cognome? Bernes, quindi grazie ancora. E qui abbiamo un pilota di professione. Lei si chiama? Massimiliano Pizzi. Allora Pizzi, lei pilota che cosa? Per lavoro aerei di linea, per diletto questi qua. Cioè lei non si stanca mai di volare? No. Mai. Da piccolo? Da quando avevo 17 anni ho iniziato con l'aeromodellismo e poi ho continuato fino adesso. Quante persone trasporta quando vola per davvero? 200 a volo. Lei ha una grande responsabilità. Abbastanza, sì. Allora, qui che cosa abbiamo? Allora, il primo è un aliante, è un aereo senza motore, in pratica viene trainato come gli alianti veri da un altro aereo, ha un'apertura alare di 6 metri e pesa quasi 10 kg. Sfrutta le correnti termiche come gli alianti veri. Lei li sa pilotare tutti questi? Sì. Poi cosa abbiamo? Lì andiamo indietro nel tempo. Sì, della guerra mondiale, è un F4 Corsair. La particolarità di questo aereo è il motore. Ha un motore stellare, 4 tempi, 250 cm3 e pesa quasi 20 kg come aereo. E riproduce tutte le A cosa serviva? È un caccia, sì. Poi abbiamo l'Eurofighter 2000. Da quello che si vede di solito negli air show, no? Sono quelle che sono le evoluzioni che di fatto introducono ai nostri, no? Sì, questo qua proprio è ancora in servizio nell'aeronautica militare, ha una vera turbina come motore, l'aereo pesa 19 kg e la turbina ne spinge 19, quindi un rapporto peso-potenza 1:1. Senta, qual è il velivolo che le piace più pilotare di questi? È uno che ho a casa ancora, è l'aereo delle Frecce Tricolori, grande 3 metri. Mi è sempre piaciuto come aereo fin da quando ero piccolo, ho deciso di riprodurlo anche modello. E poi c'è quel giallo fosforescente? Sì, è la riproduzione di un idrovolante, il Macchi 72, e anche questo ha fatto dei record di velocità. Senta, questa è una domanda che ho rivolto al comandante delle Frecce Tricolori nell'ultimo air show di Lignano. È una domanda un po' banale, ma visto che lei ha, possiamo dirlo, questo privilegio di vedere il Friuli dall'alto, ma com'è? Sembra piccolo, ma è sempre bello anche dall'alto. Molto bello, sì. Che tratte fa? Tutta Europa. Ora che sono tornato in Italia, prima lavoravo in Cina, prima facevo voli intercontinentali, adesso faccio solo l'Europa. Senta, siccome a me piace molto improvvisare, quando lei è al posto di pilotaggio, come rivolge il saluto alle persone che stanno alle sue spalle? Saluto tutti i passeggeri, do il benvenuto a bordo. Ma come lo fa? Signori, buongiorno, il comandante che vi parla, il mio nome è Massimiliano e vi do il benvenuto a bordo di questo volo Ryanair, se pubblicità. Lei è friulano? Sì, di Udine. Allora, io direi che ringraziamo il comandante, ci rivedremo di sicuro e adesso andiamo da quei 4 apparentemente bravi ragazzi. C'è un misto di Veneto e di Friuli. Abbiamo scherzato prima con tanti areo e altre parole che ovviamente non ritorniamo a pronunciare perché siamo delle brave persone. Li vedete, loro portano un simbolo importante, quello dell'Università di Udine. Salutiamo ovviamente il magnifico rettore Pinton, che è una persona disponibilissima, oltre ad essere uomo di grande cultura. L'abbiamo intervistato tantissime volte in varie situazioni e penso sarà orgoglioso di voi, perché voi che cosa avete combinato? Avete combinato qualcosa di importante. Sì, noi abbiamo partecipato al progetto AeroUd, che nasce nel 2011 dall'idea di alcuni studenti e del professor Luca Casarsa e permette appunto agli studenti di ingegneria meccanica ed elettronica di misurarsi in un contesto internazionale contro altre università provenienti da tutto il mondo nella realizzazione di velivoli radiocomandati a trazione elettrica.
Ecco, senta, perché avete prevalso? Beh, innanzitutto c'è un'ottima tradizione nell'Università di Udine e poi comunque abbiamo condotto un'attività di test e di progettazione e di miglioramento dell'aeromodello molto intensa nel corso di questi 2 anni e i risultati si sono visti. Me lo presenti tu? Scusa, tu ti chiami? Piero Alpago. E lui chi è? Lui è Mattia Muzzi, è un altro componente del team AeroUd che ha partecipato all'ultima edizione di questo progetto. Sei di Conegliano? E Muzzi dov'è? Di Pordenone. Pordenone, quindi siamo venuti... Altra sponda. Altra sponda. Muzzi, qual è il tuo contributo? Io ho partecipato nella parte aerodinamica e strutturale comunque del progetto AeroUd. È stato un progetto che ci ha impegnato 2 anni di studio, ricerca, costruzione e siamo arrivati comunque ad ottenere un buon risultato, siamo fieri di quello che abbiamo ottenuto e ci appoggiamo comunque al campo volo Arizona 2001 per condurre vari test di volo sia per i nostri prototipi sia per gli aeromodelli ufficiali da competizione e questa interazione c'è anche grazie al professor Luca Casarsa, nonché responsabile di progetto AeroUd, che comunque è socio di questo campo volo da diversi anni, da molto tempo. Senti, manteniamo la tradizione, il terzo invece? Gigi, il nostro Gigi. Semplicemente Gigi, ma ha un cognome? Sì. Gigi ha un cognome? Fabris. Gigi Fabris che viene da Meduno. Rimaniamo sempre in Friuli. Sempre Friuli, sponda pordenonese. Gigi, cosa avete ipotizzato con questo velivolo? Diciamo, questo velivolo, soprattutto basandosi sul regolamento della competizione, abbiamo cercato di ottenere le migliori prestazioni in tutte le categorie di punteggio che dovevamo migliorarci, quali erano altezze raggiunte e peso, distanze percorse e peso trasportato. L'aereo abbiamo cercato di ottimizzarlo per cercare di ottenere buoni risultati in ogni categoria in modo da avere il massimo punteggio e avere la possibilità di ottenere il miglior risultato possibile. Andiamo al quarto e non ultimo. Giovanni Florian. Di dov'è Giovanni Florian? Treviso. Treviso, e torniamo alla Marca. Ascolta, si è ipotizzato il trasporto di sacche di sangue, no? Sì, abbiamo ipotizzato il trasporto di sacche di sangue perché la competizione prevedeva la simulazione di un trasporto di emergenza da un posto all'altro di sacche di sangue, quindi per un'emergenza sanitaria. E alla competizione di Monaco abbiamo sfidato oltre 30 team provenienti da tutto il mondo e ci siamo classificati secondi. Senti, che velocità può raggiungere? Gli 80 km all'ora. Perché hai sorriso quando ti ho chiesto la velocità? Adesso, perché questo aereo nero riesce a raggiungere, che era quello che ha partecipato all'edizione precedente, velocità più alte, mentre il nostro, che è un po' più piccolo, era soggetto a limitazioni più importanti, quindi la velocità era un po' più bassa. E l'altitudine? L'altitudine, il regolamento prevedeva un'altitudine massima di 100 metri, quindi quella era l'altitudine massima che abbiamo raggiunto. Senti, in una precedente intervista Casarsa dice siamo pronti, perché poi la prossima sfida è fra 2 anni. La prossima sfida sarà tra 2 anni a Aquisgrana. Pronti a vincere? Siamo pronti, sì. A vincere, perché il professore so che ha detto siamo pronti a vincere, quindi tu ribadisci questa... Sì. Questa edizione vinciamo. Ecco, quindi non porta sicuramente sfortuna, quindi andiamo da Sardeo e un rapporto con l'università ormai consolidato. Il rapporto consolidato ormai da anni, come hanno detto prima, cioè io e Luca siamo amici da tantissimo tempo e poi per noi anche è stato un onore quando Luca ci ha chiesto se potevano eseguire gli allenamenti presso il nostro campo e a riprova del meritato impegno e del secondo posto che hanno fatto, qualche settimana fa abbiamo fatto una bellissima festa e abbiamo voluto tutto il gruppo onorare anche col fatto di portare sulla nostra maglietta il nome anche di AeroUd, che per noi ci fa onore e ci fa un grosso piacere dare una mano a questi ragazzi. Ecco, loro vengono qui ogni quanto? Ma dipende dalle prove che devono fare. Diciamo che adesso per il prossimo campionato loro avranno una fase di studio, di progettazione e poi appena saranno pronti i primi pezzi si arriva qua in campo, si comincia a discutere, a vedere, a provare.
a cambiare, a spaccare, a rompere tanto, come è stato anche quest'anno, insomma, è stato rotto abbastanza, però dopo alla fine la caparbietà e la tenacia di questi ragazzi hanno fatto sì di portare a casa questo risultato, che è un risultato bellissimo. Ecco, mi risulta che la festa è stata piuttosto, definiamola, impegnativa, nonostante il brutto tempo. Guarda, sì, è stata molto impegnativa. Nella giornata di sabato mattina pioveva, e comunque le università che erano arrivate da Monaco, da Stoccarda, dalla Repubblica Ceca, comunque i ragazzi erano in campo, piedi scalzi, in canottiera, a volare coi propri mezzi. Poi nel pomeriggio abbiamo avuto la fortuna di avere una giornata di sole come quella di oggi, e abbiamo avuto anche un sacco di gente, e alla sera si è concluso tutto con una grande festa, una grande cena dove ognuno ha mollato le proprie responsabilità. Io non ero più il presidente, loro non erano più i ragazzi dell'università, Luca non era più il loro professore, ma eravamo un gruppo di tantissimi amici che abbiamo festeggiato assieme questa vittoria. Per noi è una vittoria. Noi adesso ci fermiamo e chiedo al nostro Bassi di... Vedete, questo è il campo di volo, c'è ancora il vice sindaco Romanin che ci fa compagnia, vedete che i soci, non appena io li ho menzionati, fuggono quasi con uno scatto di Ben Johnson, ma era solo per dire che era bello riprenderli, e questi sono solo alcuni dei soci di Arizona 2001. Pubblicità. Quinta parte dello scrigno dedicato alla storia dell'aeromodellismo friulano. Paolo Gremese del gruppo Parco Walter Gremese del gruppo Parco del Cormoro. Cosa sta per succedere? Questo qui è un aereo da volo libero che è stato progettato da Giulio Dorio, che era il padre di noi aeromodellisti friulani, nel 1941. Ed era senza radio né niente. È stato preso anche come aereo scuola nelle scuole australiane. E io logicamente, visto che gli spazi non sono più quelli di una volta, ci ho messo la radio. Viene lanciato con fionda elastica, si poteva lanciarlo anche correndo, però non sono più le gambe di una volta e quindi io mi appoggio alla fionda. Quindi, spieghiamo tecnicamente, c'è questo filo? Sì, c'è un elastico, ci sono circa 12 metri di elastico e 40 metri di filo, giusto per portarlo su una quota di 50 metri, poi lì si cerca di sfruttare le ascendenze, le termiche e di stare in volo il più possibile. E questo a cosa serve? Questo qui è radiocomando perché non è a volo libero ma a volo radiocomandato, perché a volo libero vuol dire lanciarlo in cielo e poi il vento lo porta dove vuole. In questo caso io ho visto che si sono mosse... Sì, il piano di coda è il piano verticale che mi permette di comandare l'aereo dove voglio io, ecco. Allora, quindi io direi che siamo pronti, quindi quel signore l'abbiamo intervistato prima, ci ha mostrato appunto alcuni dei velivoli che sono qui esposti sull'aviosuperficie, quindi possiamo partire, no? Tieni il braccio alto, se no ti arriva il timone in testa. Ci sei? Ci sono? Sì, lancialo. Vado? 1, sì. 2, 3, vai. Adesso allo sgancio, adesso faccio un volo tranquillo. Ecco. Adesso l'aereo è in planata, se ci sono delle ascendenze, delle termiche, le aggancia e fa come i gabbiani, va su in quota. Normalmente se lo lancia molto più alto. Quanto può durare un volo? Anche ore, quando andiamo in pendio sul monte Ioannas o sul Mataiur, anche ore. Per il sottoscritto che non capisce niente di queste cose, che cosa non bisogna fare? No, pilotare in tranquillità e basta. No, vola da solo, perché vola da solo. Ogni tanto io lo disturbo. Sono degli aerei radiodisturbati, cosiddetto. Adesso lo porto in planata, faccio già l'atterraggio. Ha avuto un mulinello d'aria che me l'ha girato. Ecco. Questo qui è un volo dimostrativo. Quant'è che frequenti questi ambienti, Walter? Possiamo dire 45 anni. Perché? Perché
Io sono del classe 47, quella volta non c'era internet, non c'era niente, quindi i giocattoli bisognava farceli da soli. Si era appena usciti dalla guerra e quindi il massimo che si poteva fare era fare aeromodelli. E casa tua com'è? Piena di aeromodelli? Sì, piena. E chi vive con te è contento? Mia moglie, quando andiamo a fare i raduni in giro per l'Italia, mi accompagna sempre, anzi è lei che me le va a recuperare, perché quelli a volo libero vanno e tocca correrli dietro. Quindi è lei che si presta. Come si chiama tua moglie? Giusy. Sì. E nella vita cosa hai fatto? Nella vita sono passato dagli ascensori, poi sono andato a lavorare in ospedale civile, alla Pitini, alla Safau e poi alla cartiera Romanello, sempre come elettronico. Quindi la tua pensione è caratterizzata da questo gioco qui? Sì, no, ce n'ho anche altri. Passione di andare a funghi, frequento il poligono di tiro e fotografia. Senti Walter, c'è un sogno nel cassetto per quello che riguarda gli aeromodelli? Dici prima o poi quello lo voglio? No, io mi accontento di quello che ho. Mi piace l'aeromodellismo storico, quello di una volta che sta morendo, sta scomparendo. Ho anche modelli moderni, però più che altro mi piace insegnare ai bambini l'aeromodellismo, però il vero aeromodellismo, non le scatole di plastica. E motore o è meglio? Sono due cose diverse. Certo che il volo veleggiato, quando c'è l'attività, quando ci sono le condizioni, è bellissimo, perché uno si mette su una sedia e gira per il cielo, senza problemi di tempo. Come dico, si sta su mezz'ora, 3/4 d'ora tranquillamente. In piena libertà. In piena libertà e in silenzio, specie la sera quando c'è la diffusa, che il terreno restituisce il caldo e quindi l'aereo sta su. La diffusa, ne ho imparata un'altra oggi. La diffusa, sì. Quindi è l'umidità, no, che cos'è la diffusa? È la temperatura del terreno, della pista, dell'erba, eccetera, che mentre si sta raffreddando il cielo, lei scalda l'aria e l'aria sale. Anche a questo serve, abbiamo capito che cos'è la diffusa. Grazie Walter. Caro Presidente, ma adesso cosa succede? Adesso succede che abbiamo visto allora quello che era il volo degli anni 50, 40, non c'erano soldi, non c'erano i motori, non c'erano niente. Poi da questi voli librati, lanciati a fionda o a mano, o se no si correva con la bicicletta proprio, tipo aquilone, passiamo al volo a motore. Finalmente i primi aeromodelli col motore a scoppio, che è stata un'evoluzione. Prima avete visto in volo una turbina, per cui è l'ultima evoluzione che c'è stata, ma per arrivare alla turbina siamo dovuti passare a quello che era il volo a motore, per cui dei piccoli motori a scoppio, dove in casa uno anche li elaborava per poter aumentare le prestazioni del motore, le eliche venivano costruite in casa per aumentare le prestazioni dell'aeromodello e quando si compiva quel tipo di volo lì era fantastico. Quando dopo aver lavorato un anno finalmente vedevi questo pezzo di legno che andava su in volo era una cosa meravigliosa. Grazie. E dopo che cosa vediamo? Allora adesso vedremo il nostro socio Antonio Piuso che si sta preparando e andrà su in volo con un aeroplanino scuola con middle stick. E dopodiché vedremo invece un altro aeroplano a turbina che fa parte della maxi categoria, è sempre un B-Hawk come quello che volava prima, solo da 3 metri per 3 metri. Oltretutto ci sarà un regalo anche per voi a bordo di questo aeromodello, per cui, e anche per tutti gli telespettatori che ci guardano, pilotato dal comandante Max Pizzi. E la sorpresa finale è che noi vorremmo, come facciamo con tutti i nostri soci, tutti i nostri amici, farti fare un volo anche a te. Ti darò un telecomando in mano e cercherò di insegnarti come insegniamo ai bambini o anche alle persone adulte. Abbiamo soci che hanno incominciato a 50 anni a volare per passione, o a 60 sono andati in pensione e hanno incominciato. E col nostro aeroplanino scuola, assieme a te, io sui comandi ti farò provare l'ebbrezza di pilotare anche tu un aeromodello. Grazie Sardeo, però prima di passare alla fase del volo annunciata appunto dal presidente della Associazione Arizona 2001, approfitto dell'occasione invitato dal buon vice sindaco Romanin. C'è un consigliere regionale tra noi, ma la politica, caro Bordin, vola alto o vola basso? Bella sta domanda, guarda, mi plaudo da solo. Ma la risposta è scontata, deve volare alto la politica, ci mancherebbe, guai se non volasse alto, soprattutto in questi periodi non certo facili. Sono anni in cui abbiamo dovuto affrontare tante sfide,
queste realtà poi però dimostrano come alla fine il nostro Friuli sia ricco di sorprese, no? E di tante iniziative, di tanta gente che poi ha passioni e queste passioni li porta a stare insieme, a socializzare, a crescere, ad impegnarsi, a fare anche collaborazioni, perché mi pare che con l'Università di Udine abbiano creato una collaborazione importante. Ecco, questa è la ricchezza della nostra regione, del nostro territorio, quindi ho ringraziato l'amico Cristiano Romanini per avermi invitato, perché è fondamentale per noi conoscere il territorio, conoscere la realtà del territorio e conoscere le opportunità e le potenzialità che abbiamo. Insomma, sono venuto molto volentieri. Bourdin, non ti viene voglia di provare? Beh, è evidente che la tentazione c'è sempre, no? Perché quando vedi poi questo spettacolo, sì, diciamo che ti viene. Poi non so se posso essere all'altezza e non vorrei fare danni, però è chiaro che vederli dal vivo, tu pensi al modello, no? Quelli che vedi nei cinema, nei film, invece qui parliamo di modelli veramente spettacolari, insomma, anche non solo nel modo in cui si presentano, ma anche nelle dimensioni, insomma, quindi ti fa pensare che dietro veramente c'è tanto lavoro e poi tanto amore per quello che si fa, ed è fondamentale poi nella vita. Grazie al consigliere regionale Mauro Bourdin. Noi adesso ci fermiamo, arriviamo alla fase finale, cioè arriviamo alla sesta parte e quindi vi mostreremo 2 voli con persone assolutamente capaci. Il terzo lo soprannomino io volo assistito, perché Paroni non sa manovrare, quindi vola Sardeo, io sarò accanto a lui, ma vola Sardeo. A tra poco. Sesta parte dello scrigno, Antonio Piuzzo. Allora, noi siamo pronti a vedere che cosa? Adesso vedremo volare un aereo sportivo che potremmo definire sport o anche fun, nel senso che è un aereo da divertimento che simula un po' gli aerei della Prima Guerra Mondiale, se vogliamo, no? Gli aerei tipo quelli del Barone Rosso. È un aereo che presenta caratteristiche di particolare leggerezza e che gli permettono di fare un volo lento e molto manovrato, per cui l'acrobazia. Come è alimentato? È alimentato con una miscela di metanolo e olio e è un motore particolare che è molto diffuso nell'aeromodellismo, che è il motore Glow, che quindi non ha un impianto elettrico proprio, ma presenta una candeletta ad incandescenza che tiene in vita il motore fin tanto che c'è miscela. E chi è che ti ha trasmesso questa passione? È difficile dirlo perché risale a tanto tempo fa, ero piccolino, ero un bambino, probabilmente proprio venendo qua, io venivo a frequentare il campo prima ancora di essere aeromodellisti. Venivo qui, vedevo gli aeromodellisti di lunga data che facevano volare queste macchine meravigliose e da lì credo che mi sia venuta la passione. E allora adesso lasciamo in pace Piuzzo, quindi possiamo far decollare questo velivolo. Pronti. Presidente, questo contrasta un po' con quello che abbiamo visto prima. Assolutamente sì, è quello che però noi chiamiamo aeroplano di secondo periodo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando un nostro socio si avvicina all'aeromodellismo inizia con aeroplani molto facili e soprattutto dovrebbe iniziare con quello che è chiamato aliante, cioè un aeroplanino, è quello che faremo provare anche a te in successivo momento. È un aeroplano dolce dove si può imparare tutti i comandi. Dopodiché si passa alla fase per imparare le prime acrobazie, è un aeroplano tipo questo che state vedendo in volo, cioè un aeroplano scuola a tutti gli effetti, ti permette di fare gran parte dell'acrobazia e delle figure acrobatiche come sta facendo adesso e insegna al pilota ad atterrare e a decollare da pista, perché l'aliante invece lo lanciamo a mano o a elastico come hai visto prima, e per cui la seconda fase, e ti permette di allenarti. Una volta che hai preso, come diciamo noi in gergo, un buon dito, allora puoi passare ad aeroplani importanti come quelli che avete già visto.
In questo caso la potenza non è esagerata. No, è un 8,5 di potenza a 4 tempi, vola lentissimo e appunto per il fatto che non sia eccessivamente potente ti permette di compiere tutte queste evoluzioni che Antonio sta facendo, soprattutto in un raggio d'azione molto, molto piccolo come state vedendo, perché cioè, lui proprio riesce a pilotarlo in uno spazio molto, molto ristretto e ha il massimo controllo di quello che è l'aeroplano. Vedete che è un mulinello, ha fatto diverse... Sì, fa dei grandi looping, adesso sta facendo dei looping continui, di continuo, poi adesso sta facendo delle cosiddette virate sfogate, no? Per cui aumenta la propria velocità per girare, adesso credo che si stia apprestando all'atterraggio, ma vedi proprio la velocità rispetto al jet di prima, quanto lento è, anzi no, è sopra di noi con un passaggio lentissimo, per farvi vedere proprio le caratteristiche, la bontà dell'aeroplano e di quanto tu puoi fare. Vedi, guarda, riesce a farlo girare su tutti gli assi, ha fatto un Fizzler sinistro, adesso in una Snyder molto stretta. Cerco di commentare le figure in base al posizionamento dell'aeroplano, in quanto non so il programma che lui voglia svolgere, ecco un bellissimo looping, quella che veniva chiamata in gergo il giro della morte, e adesso ecco, si è messo in volo rovescio, perché anche la capacità è quella di pilotare un aeroplano rovescio, perché noi non siamo a bordo dell'aeroplano, per cui già l'aeroplano quando vola diritto e viene verso di noi dobbiamo pensare all'inversione dei comandi, e quando siamo invece a testa in giù dobbiamo pensare che siamo di nuovo rinvestiti, per cui massima attenzione sempre sul pilotaggio e tanto allenamento. E adesso credo che si stia apprestando all'atterraggio. Esatto, adesso sta atterrando, ha rallentato la sua velocità e guarda, proprio si fermerà davanti a noi, ma si ferma proprio in un fazzoletto di terra, in pochi metri lui è fermo, e per cui riesce a gestire molto bene tutto quello che è la bontà di questo tipo di aeroplano che viene fatto. E adesso arriviamo alla fase 2. Fase 2, sì, fase 2 che è quella di vedere il comandante Max Pizzi che sta finendo di preparare il suo Hawk, sta facendo gli ultimi controlli a bordo dell'aeroplano, proprio come si fa in un vero aeroplano, anche perché adesso andiamo su, aumentiamo sia il peso del modello, siamo a 23 kg circa questo modello, ma aumentiamo quelle che sono le potenze e le velocità. Qui siamo veramente ad alto livello. Andiamo a vedere Max Pizzi. Max Pizzi, noi di fatto vediamo la creatura già pronta al decollo, o quasi. Sì, è già pronta, si sta mettendo in moto. I controlli sono già stati tutti fatti al parcheggio e adesso si può decollare. E lo avete visto, è decollato Sardeo, in questo caso si raggiungono velocità importanti. Assolutamente sì, adesso siamo intorno ai 170-180 km all'ora. Lui sta effettuando il passaggio di trimaggio, cioè controllare che tutte le superfici mobili dell'aeroplano siano settate e che funzionino in maniera corretta. Inizierà, adesso si presenta sul nostro campo con una serie di figure acrobatiche. Come potete vedere, Max è assistito dal nostro socio Paolo Bernes, che le legge il programma delle figure che deve fare, in maniera che lui non si distragga un attimo. Eccolo in un volo rovescio, messa in rovescio molto lentamente, e adesso ritornerà in volo rettilineo normale per presentarci poi la seconda figura. Sardeo, per voi questa è una ragione di vita? Sì, è una ragione di vita. Per noi è tutto, cioè riusciamo a portare una passione, farti capire che appunto dopo anni e anni di lavoro ci mettiamo
riusciamo a far volare la nostra propria creatura. Per noi non sono degli aeroplani, sono delle creature. Abbiamo la fortuna però di essere aiutati e supportati, ma anche sopportati da quello che sono le nostre famiglie, perché per noi una giornata di sole la domenica, piuttosto di andare in spiaggia a Lignano, noi tendenzialmente veniamo qua in campo a far volare i nostri aeroplani. Ecco Sardeo, vediamo intanto che l'aereo si sta preparando, ritengo, all'atterraggio. Questo è un'area verde che è utilizzata anche dalla polizia locale. Sì, la sezione del Drone Unit di Udine si allena sul nostro campo. Oggi purtroppo sono impegnati con una ricerca persona su Atolmezzo e non hanno potuto presenziare, ma si allenano costantemente presso il nostro campo e sono nostri partner. Ed eccolo qua, si presenta in tutta la sua potenza il velivolo pilotato da Max Pizzi, comandante Max Pizzi. E tocca a terra. E adesso vedete che di fatto è in fase di rullaggio, si sta presentando nuovamente sulla pista asfaltata della aviosuperficie dell'Arizona 2001 e vedete che oramai siamo nella fase finale di questo volo. Fumo per salutarci, pronto a riavvicinarsi al suo padrone. E quindi noi adesso abbiamo ancora qualche minuto e credo che devo fare qualcosa anch'io. Sì, come ogni trasmissione, la prova del fuoco, la prova del cuoco, e a te facciamo fare la prova del volo. Adesso tu verrai con me, daremo il microfono a qualche altro collaboratore del campo e io ti farò provare l'emozione di poter portare un aliante radiocomandato. Eccoci qua, siamo arrivati alla fase finale. Io mi farò assistere nel pilotaggio di questo aliante. Presidente, cosa facciamo adesso? Tranquillo, adesso io ti insegnerò, ti spiegherò come tenere le mani su una ricevente e provare a pilotare un aliante a scuola. Lo fanno i bambini, per cui proverai anche tu e non è detto che magari ti appassioni, diventerai magari in un futuro un nostro socio del campo volo dell'Arizona 2001. Per cui adesso noi lanciamo il modello, io farò leggermente quota, tu ti metterai avanti a me e metterai immediatamente le mani sulla radio per capire come si pilota un aeromodello. Andiamo. Danny, siamo pronti? Lancia! Ok. Eccoci Daniele, adesso tu hai i pollici sopra gli stick e cominci a capire come si pilota un aeromodello. Soprattutto noi muoviamo due assi principali che sono gli alettoni, adesso veniamo verso di noi, cabriamo leggermente e vedi che l'aliantino, tieni tranquillamente pure i pollici che non succede niente, ecco, benissimo. Adesso io ti dico di andare a sinistra, tu vai a sinistra, vedi che l'aeroplano va a sinistra, andiamo a destra e l'aeroplano va a destra, andiamo in su e andiamo giù, muso basso. Pochissimo controllo per far sì che l'aliante venga verso di noi. Ecco, l'aliante è atterrato. Grazie a Sardeo. Ho provato anche questa emozione. Se gli amici di Arizona 2001 si mettono tutti qua, andiamo a chiudere questa puntata appunto dedicata alla storia dell'aeromodellismo dagli anni 70 sino ai giorni nostri. Vedete, questi sono i protagonisti di questa puntata dello scrigno che abbiamo avuto il piacere di trasmettere dall'aviosuperficie di Campoformido. Quindi avete degli appuntamenti o diciamo che la vostra attività si concentra soprattutto con la bella stagione? L'attività si concentra con la bella stagione. Adesso noi praticamente l'inverno diventa un periodo di allenamento.
per tutti, iniziando in primavera a fare le prossime gare e le prossime manifestazioni che terremo anche qui sul campo dell'Arizona. C'è una cosa che voglio dire però noi ogni volta che ci incontriamo il sabato, la domenica o chi può durante la settimana, per noi è sempre una festa, per cui noi siamo in festa, ci può dire, continua. Grazie, fatevi un applauso, grazie agli amici dell'Associazione Arizona 2001, grazie al nostro Paolo Bassi per le riprese. Noi ci vediamo la prossima settimana ancora con il nostro benamato scrigno. Io chiudo sempre, guardate sempre Telefriuli, che è il canale 2 volte numero 1. Arrivederci.